25 maggio 1521. Si chiude in Renania la Dieta di Worms, presieduta dall'imperatore Carlo V d'Asburgo, con l'emanazione dell'editto che condanna Martin Lutero come fuorilegge e lo bandisce dall'impero. Lutero compare davanti alla Dieta su richiesta dell'imperatore per ritrattare le sue tesi e invece di abiurare difende la sua riforma protestante. A meno che non venga convinto da testimonianze delle scritture o da ragioni evidenti, poiché non confido né nel Papa né nel solo Concilio, poiché è certo che essi hanno spesso errato e contraddetto loro stessi, sono tenuto saldo dalle scritture da me addotte e la mia coscienza è prigioniera della parola di Dio, e io non posso né voglio revocare alcunché, vedendo che non è sicuro o giusto agire contro la coscienza. Dio mi aiuti. Amen.